pomeriggio, un'altra puntata di preview incentrata sul derby del Massimino fra Catania e Siracusa, che andrà in scena domenica alle 14:30 e sulla nostra rete a partire dalle 13:30, come ormai credo tutti sappiate. Ne parleremo ovviamente, con altri collegamenti anche da Siracusa, con un'intervista esclusiva a Gabriel Lunetta, di tutto un po' per questo derby, e poi ovviamente spazio anche al Trapani con il nostro Franco Cammarasana. Intanto i miei consueti ospiti in studio, direi ormai compagni d'avventura, Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, è un po' che non ci vediamo. Esatto. Quindi mi sei mancato in questi giorni. Infatti io ti aspettavo in questi 2 o 3 giorni un passaggio in redazione da te, me lo aspettavo. Ciao Ermanno Florio. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. E andiamo invece da Anna, dall'altra parte dello studio, vestita con colore d'arbitro, almeno ex arbitro, diciamo. No, arbitro. Ex colore d'arbitro, volevo dire. Ex colore d'arbitro, ma dimentico sempre i cartellini, li dimentico sempre a casa. Vedi? Buon pomeriggio a voi che ci seguite da casa. Io vi ricordo che la linea WhatsApp è già attiva, quindi potete mandare i vostri messaggi al 342 77 12 855. Io direi, caro Carlo, cosa pensi? Siccome siamo ormai in arretrato, nel senso che appunto un po' di giorni che non ci vediamo, facciamo un po' di ordine, sempre con la nostra Anna, facciamo un po' di ordine, ricapitoliamo quello che ci aspetta per la prossima giornata di campionato. Anna, di nuovo a te. Vi presento l'8ª giornata di campionato che inizia questa sera alle 20:30 con Latina Benevento. Domani alle 14:30 Atalanta Under 23 Foggia. Alle 17:30 Crotone Picerno. Domenica 5 ottobre alle 14:30 Casertana Casarano, Catania Siracusa, Salernitana Cavese e Trapani Giuliano. Alle 17:30 Sorrento Monopoli e alle 20:30 Altamura Potenza e Cerignola Cosenza. Andiamo alla classifica. Benevento e Salernitana in testa con 16 punti, Catania, Cosenza, Casarano 12, Crotone, Potenza, Casertana, Monopoli 11, Cerignola 10, Picerno 9, Latina 8, Altamura 7, Sorrento Foggia 6, Giuliano Cavese 5, Trapani Atalanta Under 23 4 e chiude la classifica il Siracusa con 3 punti. Carlo, allora grazie Anna, fra poco di nuovo da te per avere anche il polso e la situazione dei nostri telespettatori da casa. Carlo, ci sono 2 scuole di pensiero. Chi dice quando non si può vincere è meglio non perdere, dunque che quel punto di Cerignola alla fine comunque farà classifica, c'è chi invece si interroga sul gioco espresso a Cerignola che non c'è stato. Io farei un'analisi un po' più a più ampio raggio. Io fare domande brevi. A più ampio raggio, 3 punti in 4 gare, sicuramente un bottino insoddisfacente. Adesso la squadra di Toscano deve iniziare ad accelerare di nuovo e correre e giocare per i 3 punti a partire da domenica contro il Siracusa. Sono 3 punti che il Catania deve inseguire, che non trova, lo ricordiamo, dalle prime di campionato, chiaramente dalle prime 3 vittorie nel torneo di Serie C. Chi potrà dare una mano sicuramente per questa rincorsa del Catania alla vetta della classifica è Caturano. L'abbiamo sentito ieri nelle note social inviate dalla società, ha detto sono pronto anche già per la partita con il Siracusa. Allora torno da Anna perché ci fa lei un punto della situazione col coordinamento del nostro Ermanno Florio su Caturano. Caturano nasce a Napoli il 3 luglio del 1990, ha mosso i primi passi nella scuola calcio dell'Empoli. Da allora una carriera costruita con pazienza e tanti gol, 14 presenze in Serie B e soprattutto un percorso straordinario in Serie C, con maglie importanti come Lecce, Cesena e Potenza. La sua esperienza e la sua freddezza sotto porta sono qualità che oggi al Catania mancano, soprattutto dopo un periodo complicato, solo 3 punti e 2 gol nelle ultime 4 gare. Il club etneo ha scelto di puntare forte su di lui, bloccandolo con un contratto fino al 2028 e questa è una chiara dimostrazione di fiducia e di quanto sia centrale nel progetto rossazzurro. Grazie Anna, torno da te fra poco, ma io intanto volevo concentrarmi innanzitutto con Ermanno, proprio perché abbiamo verificato insieme anche questa lente di ingrandimento con i dati che ci sono, perché è un giocatore che, l'hai scritto anche tu, ha dato sempre tantissimo in termini sia di presenze
che di gol, perché poi andremo anche sul lato infortuni. Sì, sicuramente è un giocatore che abbiamo detto un po', abbiamo citato già dall'esordio a 16 anni in Serie A, era un calciatore che comunque prometteva già da giovanissimo quelle che erano le sue qualità, più che altro le sue potenzialità, ed è stato in qualche modo capace di far vedere, soprattutto negli ultimi anni, a livello anche di numeri, delle statistiche importantissime. Ha vinto vari campionati, è stato fondamentale per esempio a Lecce o la Potenza negli scorsi anni per delle cavalcate importanti. È un giocatore che però ovviamente arriva al Catania a 35 anni, quindi anche questo è da valutare. Il Catania però ci punta davvero, ci punta in maniera importante, infatti il contratto è fino al 2028, quindi un contratto di 3 anni. Sicuramente diciamo che quello che non si auspicavano i tifosi, ma soprattutto lo staff tecnico, lo staff fisico del Catania, era di averlo subito in qualche modo fermo, bloccato dagli infortuni. Anche lui ieri, no? Ha detto: io ho provato, volevo dare tutto subito e poi invece sono dovuto fermare. Si è dovuto fermare, però la cosa che in qualche modo fa storcere il naso a noi che abbiamo visto le statistiche, ma sicuramente ai tifosi del Catania, è quello di, riguardando diciamo la sua carriera, riguardando il suo storico degli infortuni, non è un giocatore che ha subito degli infortuni molto gravi negli ultimi anni. Infatti mi dai l'assist proprio per andare da Carlo e per rivedere magari anche la grafica fra poco, perché noi abbiamo messo quella grafica sugli infortuni che non è pretestuosa, non è per sottolineare la situazione legata agli infortuni, ma sembra proprio il contrario, perché è un giocatore che se si eccettua quell'infortunio grave a Cesena al bicipite femorale 2020-2021, per cui stiamo parlando 5 anni fa, poi nelle ultime stagioni ha sempre perso 6, 7, massimo 8 partite di campionato. Dunque un giocatore integro. Sì, non sappiamo, lui è arrivato a Catania avendo giocato pochi spiccioli a Potenza, non ha giocato la gara di Coppa Italia o è subentrato, ha fatto qualche minuto credo, e ha fatto pochi minuti nella prima di campionato facendo anche gol, quindi sicuramente non era al top della condizione fisica, non sappiamo il motivo per cui non era al top e non giocava. Quindi è arrivato a Catania magari la grande voglia di rientrare quanto prima possibile, la grande attesa che c'era su di lui, magari ha forzato un attimino, avrà avuto questi problemini muscolari che non sono stati così gravi, tant'è che il ragazzo domenica sarà a disposizione ed io ritengo che potrebbe addirittura partire anche da titolare, non ci sarebbe nulla di scandaloso. Bisognerà vedere i minuti. Ma ti dico Marco, sai che la prima partita fatta dopo una lunga inattività, di solito la prima per adrenalina, per voglia di fare, è sempre fatta bene. Poi magari bisognerà saperlo gestire dopo, ma la prima è sempre fatta bene, ti assicuro. E potrebbe essere un'alternativa sicuramente anche dall'inizio, ma certamente a partita in corso per Toscano, mentre vi diciamo che Forte oggi ha svolto allenamento differenziato. Nella seduta di oggi si valuterà chiaramente se ci sono le condizioni per poterlo considerare fra i disponibili nella giornata di domani, nella seduta di rifinitura, ma addirittura anche nelle ore precedenti alla partita con il Siracusa. Sta di fatto che dovrebbe essere un infortunio chiaramente che comunque gli impedirebbe di giocare eventualmente solo la partita con il Siracusa. Carlo. L'avevamo anticipato, il problema all'adduttore sicuramente è un problema come muscolo inferiore rispetto ai muscoli flessori o al quadricipite, un problema che se ha avuto una piccola contrattura può risolverla e addirittura essere a disposizione per domenica. Vedremo che cosa succederà per quanto riguarda appunto l'attacco del Catania, che è in sintesi la domanda, no, di queste giornate per capire come sarà schierato l'attacco del Catania. Ma intanto noi andiamo nuovamente da Anna per sentire i primi messaggi da casa e poi fra poco ascolteremo anche Lunetta. Ho già le prime domande per i nostri ospiti studio. Buon pomeriggio, domanda per Carlo Ermanno. Il Catania secondo voi è forte come Salernitana e Benevento? La cosa che preoccupa è l'involuzione nella prestazione. A Cerignola il nulla assoluto. Io dico che il futuro del Catania dipende dalle 2 partite con Benevento e Salernitana. Se tutto andrà bene, tornerà il sorriso.
Ultime 2 messaggi su Caturano. Caturano è un giocatore integro, se il Catania saprà utilizzarlo al meglio i risultati arriveranno. Buon pomeriggio, pensate che con Caturano cambierà qualcosa nello sviluppo della manovra? Più traversoni, più palloni dentro? Allora, facciamo così, su Salernitana e Benevento chiedo a Carlo, Salernitana e Benevento più forti del Catania? Stesso potenziale organico, li metto alla pari. Per cui chiaramente i 4 punti classifica in questo momento lasciano il tempo che trovano, secondo In questo te. momento del Camera alla Ovviamente. siamo all'8ª tra poco, sì. Caturano invece può cambiare il modo di giocare del Catania con Caturano? Secondo me con Caturano sicuramente cambia in qualche aspetto la manovra del Catania. Caturano è un giocatore che rispetto a Forte sa giocare anche un pochettino di più lontano da quello che sono i 16 metri dell'area di rigore, è un giocatore che secondo me ha una tecnica anche un pochettino più affinata, più pulita rispetto a Forte, soprattutto nell'uscita, nella rifinitura del gioco, quindi secondo me sicuramente cambierà qualcosa e la manovra ne potrà avvantaggiare, però la cosa che comunque in qualche modo rispondo anche all'altro commento, no, sul discorso di Cerignola, che è parso evidente a tutti e non solo a chi guarda come me, diciamo, il calcio sotto una lente di ingrandimento diversa, è mancata sicuramente un aspetto prestativo dal punto di vista proprio del gioco, no? Che non per forza deve essere un bel gioco, però proprio si vedeva che il Catania, a differenza del Cerignola che aveva delle idee importanti, dei principi tattici importanti, non ha reso sotto quell'aspetto, soprattutto quando aveva la palla al piede. Qui deve cambiare qualcosa, secondo me, e poi lo vedremo successivamente anche tramite dei tagli video. Deve cambiare qualcosa non tanto sul reparto offensivo, ma quanto nel reparto in mezzo al campo, cioè in chi quella manovra la deve pulire, la deve organizzare, la deve sviluppare, anche a servizio di quelli che sono i riferimenti davanti, che sappiamo che sono dei riferimenti di valore. Quindi Salernitana, Benevento, Catania, diciamo, come ha detto benissimo il mister, sullo stesso piano. sono sullo stesso piano, poi sta semplicemente a quello che sono i principi, se sono dei principi rodati, se sono dei principi che sono condivisi da tutta la rosa e comunque che ti portano nella corsa lunga del campionato, che ti portano a vincere quelle partite importanti contro le piccole e a non perdere nel caso in cui non devi farlo nelle partite dove puoi trovare delle difficoltà. Anche a Cerignola hai trovato delle difficoltà, quindi il punto secondo me è un punto guadagnato più che 2 punti persi. Probabilmente la pensano così anche in casa Catania, considerando anche le 2 trasferte ravvicinate contro Trapani e Cerignola. Andiamo a ascoltare Lunetta in esclusiva ai nostri microfoni, l'abbiamo sentito proprio nella mattinata di oggi, intanto sulla partita che attende i rossazzurri, ma anche sul momento della squadra. Sentiamo Lunetta. Gabriele Lunetta, ciao. Buongiorno. Partiamo subito dalla partita che vi aspetta, perché c'è il derby, un altro derby dopo quello di Trapani con il Siracusa, magari per tornare anche a fare i 3 punti? Assolutamente sì, l'obiettivo è quello, siamo pronti e mentalizzati per la partita di domenica col Siracusa. Che gara ti aspetti e soprattutto sicuramente in settimana avrete anche visto il Siracusa anche attraverso i filmati, che partita ti aspetti e che avversario ti aspetti? Ma sicuramente è una partita difficile, tosta, loro giocano bene, hanno personalità, è una squadra che non ha raccolto secondo me quanto meritava in queste partite, è una squadra che comunque ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi è un gruppo solido, io conosco anche qualche ragazzo lì che è arrivato quest'anno che ha qualità, quindi è una partita sicuramente tosta, loro sicuramente verranno qua per portare a casa un buon risultato, ma noi siamo il Catania, quindi dobbiamo assolutamente fare la partita che dobbiamo fare. Senti, nell'ultima partita giocata contro un'altra squadra siciliana, il Trapani, avete tirato fuori probabilmente quella che è la vostra migliore prestazione dell'ultimo periodo, intendo. C'è da attendersi una partita come il primo tempo del provinciale? Sì, sicuramente la mentalità che dobbiamo avere, l'atteggiamento deve essere quello, è un derby, quindi poi davanti ai nostri tifosi dobbiamo dare tutto, dobbiamo lottare sulle seconde palle, avere l'atteggiamento giusto, spingere, trainare il pubblico dalla nostra parte, tutte cose che noi già sappiamo e dobbiamo solo metterle in atto. A proposito di Trapani, a proposito della partita successiva, meno il Catania rispetto alla partita con il Trapani, cioè si è visto un Catania più in difficoltà che ha creato di meno lì davanti, sto parlando del Cerignola. Che cosa è cambiato secondo te? Ma sono state 2 partite diverse, col Cerignola abbiamo fatto più fatica sicuramente,
è stato sicuramente positivo il punto che siamo riusciti a portare a casa, grazie anche ad Andrea che ci ha salvato in più occasioni. Abbiamo fatto probabilmente un passo indietro rispetto a Trapani, ci sono stati spunti positivi anche lì, però sicuramente sappiamo che dobbiamo alzare il livello per la partita col Siracusa e per il proseguo del nostro campionato. 3 punti nelle ultime 4 sono pochi per il Catania. Sì, bisogna anche analizzarli bene, sicuramente ci sono state partite fatte meglio, partite fatte peggio, però indubbiamente per l'obiettivo, il percorso che noi sappiamo che dobbiamo fare, 3 punti in 4 partite sono pochi. Per cui l'obiettivo è anche fare meglio ovviamente nelle prossime. Voglio parlare anche di te, perché tu sei il capocannoniere di questa squadra. Ti era mai successo di essere il capocannoniere di una squadra, e se te lo aspettavi magari all'inizio di questo torneo? No, io nel senso, il mio obiettivo non è essere capocannoniere di niente, il mio obiettivo è vincere col Catania, questo, quindi non mi interessa, ecco, essere il primo, come diceva anche il direttore Zarba, non è un one man show qua, quindi l'obiettivo è vincere, e quindi poi se riesco a portare gol alla squadra per far sì che si vincono le partite, bene, ma non prendere mai un gol per un punto in più. Fra poco ascolteremo anche un'altra parte di questa intervista. Vi ricordo invece che l'intera intervista la troverete subito dopo preview sul nostro sito siciliaweb.it. Io vado da Carlo perché qualche spunto lo offre, no? Le offrono le parole di Lunetta, soprattutto per quanto riguarda ciò che è successo a Cerignola e i punti guadagnati nell'ultimo periodo. Non molti certamente dal Catania. Ragazzo intelligente, e quindi ha capito perfettamente che il momento del Catania non è tra i più positivi, anzi tutt'altro è un momento più negativo di questo avvio di stagione, quindi sa che bisogna svoltare, bisogna ricominciare ad accelerare. Mi sono piaciute insomma le sue affermazioni anche dal punto di vista personale: non mi interessa fare gol piuttosto che fare una buona prestazione per aiutare la squadra. Un ragazzo sicuramente intelligente, Lunetta. Che anche ascolta, perché si ricorda ad esempio della conferenza stampa di Zarba nel famoso one man show, che è questione comunque già di un mesetto fa circa, ricorda questo intervento e lo fa suo nelle parole ai nostri microfoni. Ritorneremo appunto con Lunetta per parlare invece anche più della sua situazione e del proseguo del campionato fra poco. Io intanto torno da Anna per avere altri messaggi da casa. Anche qui nei messaggi si parla di Lunetta. Ci scrivono: Lunetta è il vero jolly del Catania, la cosa che apprezzo è che non molla mai, deve essere lo spirito di tutti. Ma col ritorno delle punte rischiamo che Lunetta stia fuori dagli 11, sarebbe follia. Passo ad altre domande. Per Carlo, secondo te perché a Cerignola nessun tiro in porta? Perché questa squadra non gioca? Ciao a tutti, ho letto le parole di Grella su Toscano, le critiche, il rinnovo. A parte che le critiche fanno parte del gioco, forse gli conveniva aspettare. E poi Marco, domenica mi sa che ti tocca un altro presidente da intervistare. Vediamo, vediamo un po' durante la diretta, vediamo se sicuramente non ci sarà Pelligra, quello sì, per cui eventualmente il presidente del Siracusa. Ma invece su Lunetta, Carlo, Lunetta rischia di star fuori? No, poi tu proprio non lo dirai mai. Secondo me in questo momento è inamovibile. Esatto. Tra gli attaccanti è quello che ha la migliore condizione, e quindi Toscano non lo tirerà in questo momento fuori dall'11 titolare. Per quanto riguarda invece Cerignola? Perché pochi tiri. Magari ce lo spiega anche Ermanno fra poco. Ce lo facciamo spiegare anche No, ma io tu dico la mia. Di la tua. Gli errori individuali hanno spaventato il collettivo, e quindi gli errori individuali hanno portato ad aver paura, a non più osare, a non cercare di essere dominanti nel gioco. La squadra si è impaurita, e quindi secondo me anche questo è una chiave di lettura della partita. Se ti ricordi, scusami Marco, e poi ti faccio andare. Ci sono stati 15 minuti. Posso andare? No, faccio parlare. Ma se vuoi lo lascio. Ci sono stati i 15 minuti del secondo tempo dove la squadra ha alzato un po' il baricentro dall'ingresso di Cicerelli, e sono riusciti a fare delle buone situazioni di gioco che hanno portato al gol annullato poi di Lunetta. E poi c'è stato di nuovo un ulteriore errore. Dalla loro traversa di Russo. C'è stato un nuovo errore in disimpegno, e lì la squadra di nuovo ha abbassato i giri del motore.
Il fatto di avere una punta, gli attaccanti di solito cambiano il gioco delle squadre, no? Sì. Avere un attaccante che torna come Caturano, avere la possibilità magari fra qualche tempo di riavere Rolfini, avere Forte al meglio, può dare maggiore solidità al Catania, secondo te? Allora, io ti dico, lui ha descritto bene Caturano, io ti dico la differenza tra Caturano e Forte. Forte ha bisogno che la squadra giochi bene per esprimersi e dare degli input e dare un contributo importante in zona realizzativa. Caturano fa giocare bene la squadra. Sono due attaccanti diversi. Sono due cose. Caturano fa giocare bene la squadra perché è un ambidestro, nonostante sia un mancino naturale, calcia benissimo anche col destro, ha una tecnica di base superiore a quella di Forte, sa uscire fuori dai 16 metri nei 20-25, diventa un giocatore che sa dialogare, dribblare, creare superiorità numerica, ha un talento diverso, è un giocatore diverso rispetto a Forte, certamente. secondo me può alzare la qualità del gioco dell'intera del gioco squadra. davanti dell'intera squadra. Anche perché fra poco con Ermanno analizzeremo proprio alcuni dati legati allo sviluppo del gioco del Catania. Ne avevamo parlato poco fa, però prima io credo di avere già collegato Marco Petrolito, lo vedo che si avvicina verso la telecamera, eccolo lì, lo vedo dal monitor di servizio, proprio davanti allo stadio del Siracusa. Ciao Marco, non si giocherà lì, si giocherà al Massimino, ma tu raccontaci l'atmosfera che si respira a Siracusa. Di nuovo buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi. Alle nostre spalle appunto lo stadio Nicola De Simone, vedete la vecchia insegna Vittorio Emanuele III, che è stato restaurato qualche anno fa. Siamo qui dove il Siracusa sta svolgendo la seduta pomeridiana di allenamento che preparerà la squadra all'impegno di domenica, impegno molto sentito, c'è grande attesa qui in città per quello che è un evento storico che i tifosi, come ben saprete, seguiranno dalla TV, visto l'impossibilità di sostenere la trasferta. Dicevamo seduta pomeridiana, domattina ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa di mister Turati che in vista della partita adotterà il consueto schieramento 4-2-3-1. Anche se stavolta, diciamo, per l'occasione del Gran Derby con il Catania, non è da escludere che possa fare ricorso a delle contromisure volte a ridurre o comunque a limitare il potenziale offensivo di una squadra come il Catania, visto che il Siracusa tra l'altro ha subito quasi sempre gol in azione di rimessa e dunque diciamo, a parte come il Benevento, ha provato quasi sempre a fare la partita e non è da escludere, diciamo, che da dopodomani nello specifico si possa assistere ad una partita diversa da parte dei Leoni che, pur mantenendo lo schieramento, saranno probabilmente in campo in una formazione un po' più guardinga, ecco, che proverà a difendere bene e soprattutto, diciamo, ad affrontare la partita con il Catania in maniera diversa per conquistare punti che sarebbero preziosissimi ai fini della classifica. Lo ricordiamo, Siracusa è ultimo con 3 punti e dunque anche per i Leoni, ecco, è un momento delicato, molto più delicato forse rispetto a quello che sta vivendo il Catania. Dunque una Ecco, Marco, importante. riguardo a questo proprio ti volevo chiedere, ma quello che invece sentono i tifosi, ok, che il Siracusa è una squadra neopromossa che arriva da una promozione importante, il ritorno fra i professionisti, ma ci si attendeva magari di più da questo avvio di campionato da parte dei tifosi, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione, perché lo sappiamo, la situazione del mercato ha sentato a decollare, tranne nelle ultime ore proprio della sessione estiva. Sì, sicuramente i tifosi si aspettavano un inizio diverso, anche se tutti erano consapevoli in città del fatto che Siracusa nelle prime 6-7 partite di campionato andava ad affrontare delle avversarie di rango, avversari che non a caso occupano quasi tutti i primi posti della classifica, quindi se da un lato ecco, la squadra ha raccolto poco rispetto a quanto abbia seminato, dall'altro lato c'è grande fiducia, i tifosi sono vicinissimi alla squadra, l'hanno sostenuta, l'hanno applaudita anche dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Cosenza, che tra l'altro è arrivata dopo una delle prestazioni migliori della squadra dei Dorati. Dunque c'è grande ottimismo, anche se naturalmente la preoccupazione riguarda il fatto di avere una rosa un po' corta, riguardo ci sono anzi molte novità riguardo il recupero soprattutto di un giocatore importante come Molina, che
per la prima volta domenica sarà a disposizione, allora, Marco, potrebbe ricevere la sua prima convocazione. Marco, facciamo così, tu resta lì, così dai un'occhiata, spii dal portone, grande portone lì che hai alle spalle, per vedere se c'è qualche novità dell'ultima ora durante l'allenamento del Siracusa, e poi ci ritroviamo fra poco, fra qualche minuto, così ci dai magari qualche ultima legata ai recuperi come stavi incominciando a fare. A fra poco, Marco. Perfetto, a dopo. Io invece da Marco vado ad Ermanno, perché dicevamo situazione sviluppo di gioco per il Catania. Qualcuno ha fatto notare, insomma non ci vuole un'arca di scienza per capire che il Catania non ha giocato certamente una buona partita in casa del Cerignola, ma a parte gli errori che segnalava Carlo, non sono solo gli errori evidenti, quelli ad esempio di Pieraccini che inciampa sul pallone, per esempio di Gennaro che si fa strappare il pallone, ma c'è poi qualcosa che li anticipa anche nello sviluppo della manovra. Sì, diciamo che l'errore poi tecnico individuale, in questo caso di dominio, di passaggio, di controllo, di ricezione, che sia, secondo me viene anticipato da anche un errore di posizionamento. Prima parlavo del discorso dei centrocampisti, abbiamo visto che comunque adesso li andiamo ad analizzare nello specifico, però vediamo che l'errore poi individuale diciamo viene generato degli errori, da delle posture sbagliate, soprattutto di chi in mezzo al campo dovrebbe in qualche modo manovrare l'azione e dovrebbe più che altro, come vedremo con Quaini, dovrebbe in qualche modo cercare di renderla offensiva quell'azione, non semplicemente, non ti dico difensiva, però in qualche modo passiva. Il ruolo del centrocampista è quello di mediare una giocata da una giocata semplice a una giocata offensiva. Due esempi. Sì, esatto. Il primo è legato all'azione che poi porta a una occasione evidente per la squadra di casa. Qui vediamo intanto il posizionamento secondo me errato dei due centrocampisti che sono in linea e danno una sola soluzione di giocata. Poi vediamo sicuramente in questa giocata la ricezione di Di Tacchio, che è già posturato e guarda per andare indietro quando si potrebbe sviluppare in avanti. Aveva l'appoggio del tre quarti, aveva l'appoggio in diagonale dell'altro centrocampista o l'appoggio laterale. Poi qui l'errore di Pieraccini, che devo dire non voglio neanche in qualche modo accusare il ragazzo, perché comunque ci può stare un errore ovviamente del genere un pochettino macroscopico. Vediamo anche a livello di posizione il perché Pieraccini fosse così basso, il perché Celli non in qualche modo invadesse già prima la zona, o in qualche modo perché Di Tacchio non si prepara col corpo in diagonale per ricevere, aprire e giocare in avanti. Questo secondo me è Di Tacchio, che non ha fatto una brutta gara dal punto di vista di non possesso e di transizione a Cerignola, però dal punto di vista del possesso, dal punto di vista del palleggio, dal punto di vista dello sviluppo della manovra è mancato. Si vede l'assenza di Aloi, che in qualche modo è quello che ti permette di trasformare un'azione da un'azione semplice a un'azione offensiva, un'azione pericolosa. È quello che è mancato secondo me tanto ai fini della prestazione del Catania. Aloi, Martic e Rolfini che restano insieme a Forte, vedremo ovviamente, gli indisponibili sono i tre, vedremo ovviamente Forte per quanto riguarda il Catania. Ma Carlo, non è un po' un sistema del calcio attuale, perché spesso e volentieri da tifoso ci si trova a dire: ma perché non spedisci il pallone in avanti invece di tornare indietro con la palla? Nel caso di Tacchio in questa occasione mi sembra un film già visto nel calcio moderno, nel calcio degli ultimi anni, cioè ripartire da dietro per riorganizzare la squadra. Sembra un po' che i centrocampisti ce l'abbiano quasi come forma mentis. Ha detto benissimo Ermanno, è la postura. Come ti posturi e il primo stop ti condiziona, no? Ti condiziona la giocata. Lui è posturato per giocare palla indietro, si vede subito. Aveva tanto spazio per mettere sta palla giù, alzare la testa e guardare. E giocare, insomma, in maniera non è una caratteristica del calcio di adesso, andare più indietro che avanti per organizzare il gioco. Mi riferisco per esempio a quello che voleva Zeman dai suoi play. Zeman, se fai un passaggio dietro ti bocciava. Voleva che si giocasse sempre avanti e quindi eri costretto anche in allenamento a posturarti per ricevere e giocare avanti. Quindi è questo che è quello che in questo caso mai. A proposito di sviluppo e postura, andiamo invece al secondo tempo. Situazione Quaini, perché ci fai vedere tre opzioni che aveva Quaini prima di scegliere
la quarta. Ti dico, l'azione inizia fin da subito con una buona triangolazione a 3, perché c'è una palla avanti, palla dietro per liberare il centrocampista e per liberare lo spazio centrale ed eludere la pressione. In questa situazione qui Quaini doveva fare qualcosa di meglio, anche lui posturato in avanti, deve in qualche modo giocare in avanti, anche visto il minutaggio, visto anche la possibilità degli spazi che c'erano. Qui la prima possibilità è giocare un triangolo con Jimenez, la seconda possibilità è aprire su Gherardi e quindi sviluppare in catena o appoggiarsi su Lunetta che lavorava su un 1 contro 1. Lui decide di farla scorrere e di tornare indietro, e questo può essere l'arma a doppio taglio. Marco, prima dicevi del discorso che nel calcio moderno ci si prospetta più ad andare alle volte indietro che in avanti. Ti dico, sì, hai ragione, però lo fai quando hai grande qualità e quando hai grande consapevolezza che portando la palla dietro riesci a muoverla velocemente, a costruire velocemente, a mettere in mezzo gli avversari e in qualche modo li fai correre a vuoto, li fai spasentire per poi attaccare la profondità. Il Catania fin dal quinto minuto di gioco non è mai riuscito a costruire un'azione da dietro, a costruirla in maniera pulita, quindi era sempre proiettato a lanciare senza indirizzare la palla in avanti. Però in questo caso con Quaini, nel caso in precedenza con Di Tacchio, che sono delle situazioni dove la palla ti arriva anche pulita, dove ti arriva in qualche modo giocabile, devi e non puoi, devi, perché hai indosso la maglia del Catania e sei un centrocampista centrale, devi fare qualcosa in più e devi giocare in maniera più anche pericolosa. Ma perché devi essere pericoloso? Non per forza devi giocare con la punta. Infatti ti ho fatto vedere diverse soluzioni. Devi giocare anche col tre quarti, devi giocare anche con l'esterno e sviluppare in catena, perché lo vedremo, il Siracusa lo fa tantissimo, o anche il Cerignola stesso. A livello proprio di gioco, secondo me si è vista la grande differenza tra il Cerignola, fare i complimenti a Maiuri perché li fa giocare benissimo, il Cerignola ha giocato un'ottima partita in fase di possesso, e il Catania che non ha messo in campo idee. Ci torneremo fra poco per parlare, continuare a parlare alla vigilia del derby, anzi all'antivigilia, perché stiamo ancora a 48 ore dal derby del Massimino. Ci ritorniamo fra pochissimo nella seconda parte di Preview. A fra poco. Ritorniamo in studio, seconda parte di Preview, ci avviciniamo con anche quello che diciamo e che vi raccontiamo attraverso anche le interviste che vi proporremo fra poco. Ricordatevi la seconda parte dell'intervista con Lunetta al derby del Massimino, che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro, a gratis, gratuitamente, in esclusiva per tutta la regione. Ma io voglio andare prima da Anna, prima di ritornare sull'argomento derby con anche il nostro inviato da Siracusa Marco Petrolito, per sentire alcune domande nuovamente dei nostri telespettatori. Anna. Messaggio direttamente da Siracusa. Nino ci scrive: il derby dovrà essere una festa dello sport, siamo tutti siciliani, oltre ogni rivalità. Forza Catania e forza Siracusa, che vinca il migliore. Salve, questo Siracusa che fino a questo momento ha giocato con atteggiamento offensivo, pressing alto 1 contro 1, pensate cambierà sistema? Buon pomeriggio a voi, volevo chiedere che derby vi aspettate domenica? Pensate in una vittoria schiacciante del Catania o secondo voi il Siracusa potrebbe creare problemi? E poi sia Giuseppe che Salvo chiedono novità per Aloi, che fino ha fatto Aloi? A voi. Allora, per quanto riguarda i pronostici li facciamo fare all'intelligenza artificiale, no? Noi non ci sperimentiamo. Sul Siracusa chiederemo a Marco. Lui ci ha già detto che magari potrebbe cambiare qualcosa, ma non so se nell'atteggiamento tattico. Secondo me è una speranza dei giornalisti e dei tifosi che magari Turati possa essere un po' più prudente. Invece Turati verrà qui con le sue idee a cercare di fare la partita, fare un calcio dominante, quello che è il suo calcio, e rischiare, prendersi dei rischi, nonostante ha preso dei gol in fotocopia in tutte queste partite. È la sua filosofia, figlia un po' del lavoro fatto con Mister Italiano, e quindi onore a Turati di continuare su questa linea. Però
ci sarebbero tanti però da dire, li facciamo dire al giornalista. Li facciamo dire a Marco fra poco. Su Aloi veniva dopo nella scaletta, diciamo, dei rientri, l'abbiamo detta anche nella puntata scorsa di preview, prima Caturano e D'Ausilio, anzi D'Ausilio già praticamente l'abbiamo visto in panchina, ora il turno di Caturano verrà presso quello di Aloi. Io voglio, prima di andare nuovamente a sentire Lunetta, voglio tornare da Ermanno perché errori abbiamo visto prima di sviluppo, ma ci sono stati anche degli errori di costruzione da non ripetere più. Sì, sono degli errori di costruzione che anticipano gli errori di sviluppo, un po' quello che dice il mister, no? L'errore individuale, l'errore collettivo viene anticipato alle volte dagli errori individuali che messi in maniera molteplice poi possono portare a una poca consapevolezza della squadra. Qui vediamo, già il video è partito quindi poi lo riprenderemo, vediamo un pochettino al decimo questa costruzione un pochettino forzata di Di Gennaro che si va a insinuarsi in una situazione un pochettino pericolosa. Qui invece al secondo tempo vediamo Lunetta che cerca un'uscita in costruzione su un cambio gioco. Questo cambio gioco era forse un pochettino forzato, si poteva sicuramente fare meglio visto che non aveva l'uomo addosso. Qui poi è bravo il Catania a ricompattarsi e a chiudere gli spazi. Qua un po' meno bravo Celli sia nella postura in marcatura sia nella ricezione, però mi voglio soffermare su questo. Vedi, Di Gennaro si va a mettere in una zona chiusa, 4 avversari in quella piccola porzione di campo. Gli appoggi ce l'aveva, aveva gli appoggi del braccetto opposto del quarto. L'unica cosa che mi viene da chiedere è la posizione ulteriormente dei centrocampisti. Non vedo Di Tacchio in diagonale come dovrebbe fare un interno di centrocampo, non vedo in qualche modo la lettura di Corbari che non comprende la zona d'ombra. Esatto, si mette invece che una zona di luce, si mette una zona d'ombra perché si mette davanti a quella che è la pressione dei due interni loro e in qualche modo non permette quella che è la costruzione. Nel cerchio Di Tacchio non l'avevi fatto scomparire tu proprio? No, non l'ho fatto scomparire io, era in realtà la mia idea su un 3-4-2-1, i due interni di centrocampo devono giocare in maniera sfalsata, quindi uno leggermente più avanti, uno leggermente più alto come posizione e soprattutto lavorare in sinergia, quindi in diagonale, per aiutare principalmente quello che è lo sviluppo della manovra, lo sviluppo in questo caso della costruzione, ma abbiamo visto in precedenza lo sviluppo proprio dell'azione offensiva, ok? Quindi è quello che secondo me anche in questa occasione ho voluto rimarcare, è mancato in tante parti del possesso del Catania. E della partita con il Cerignola, mentre tanto di meglio si era visto ad esempio nella partita con il Trapani, stiamo parlando di appena 3-4 giorni prima e l'abbiamo analizzato venerdì scorso. Andiamo nuovamente a sentire Lunetta perché questa volta ci parla del futuro della squadra e sentiremo anche di altro legato alle avversarie dirette, ad esempio Salernitana e Benevento. Sentiamo ancora Lunetta. In tanti, e tu lo sai sicuramente, interpretano e ti interpretano come un jolly, un vero e proprio jolly. C'è un ruolo in cui tu ti trovi al meglio, magari nel 3-4-2-1 di Toscano? In campo, no, l'ho sempre detto, quindi non è un problema. Il mister ormai mi conosce ormai da parecchio tempo, quindi mi adatto a tanti ruoli, mi trovo bene in tanti ruoli, non ho preteso esigenze di giocare in un posto piuttosto che un altro. All'inizio della stagione si parlava di 3 protagonisti di questo campionato, poi magari chiaramente fatta salvo le sorprese che ci potrebbero essere, cioè Salernitana, Benevento e Catania. Salernitana e Benevento sono là davanti, il Catania è un po' indietro. Vi sentite meno in questo momento rispetto alle due squadre che poi affronterete fra pochissimo al Massimino? No, non ci sentiamo meno, ma parlare non ha senso, dobbiamo solo dimostrarlo in campo, servono i fatti, non le parole. Che cosa ti aspetti per quelle 2 partite? Perché è vero che ora la cosa importante è Siracusa e poi quella successiva, però sono 2 partite importantissime che forse daranno un senso a questo inizio di stagione del Catania. Sì, sicuramente sono partite importanti, affrontiamo le squadre forse col livello più alto del girone, però adesso intanto c'è Siracusa e Giuliano che sono sempre partite difficili e toste che dobbiamo portare a casa punti. Poi quando arriveranno quelle partite lì, per noi giocatori insomma sono le partite più belle da giocare, quindi non vedo l'ora anche che arrivino quelle partite per metterci la prova e vedere a che punto siamo nel nostro percorso. Ti chiedo anche, ci sono dei ritorni importanti, ieri abbiamo sentito dalle note social e dalle note diffuse dal club anche del
il ritorno di Caturano, quanto è importante il rientro dei giocatori come Caturano, ma anche degli altri infortunati, perché il Catania si possa riproporre come quello che abbiamo visto a inizio campionato. Sì, è fondamentale, certo, avere più frecce al nostro arco fa la differenza, sono giocatori importanti fuori, noi li aspettiamo a braccia aperte, chiaramente stanno facendo di tutto assieme allo staff per rientrare il prima possibile. Caturano dovrebbe essere della partita, speriamo, quindi lo aspettiamo a braccia aperte, sarà pure il suo esordio al Massimino, quindi sono contento per lui e soprattutto per la squadra se riusciamo a portare a casa i 3 punti. Dunque un patto lo fai di sicuro, magari gli lasci il posto lì davanti o a partita in corso o all'inizio, però arriva la vittoria, lo faresti come patto? Subito. Per la vittoria tutto. Per la vittoria tutto. Un appello alla fine ai tifosi perché ci saranno e vi incoraggeranno come sempre. Sì, sono fondamentali i nostri tifosi, ma non c'è niente da aggiungere, diciamo che ogni domenica loro dimostrano la loro passione, il loro amore per questa maglia e quanto ci tengono, quindi devono solo starci vicino e continuare a fare quello che fanno e noi sicuramente dobbiamo dare quel qualcosa in più per trascinarli ancora di più dalla nostra parte. Faremo questa intervista, immaginiamo, fra altri 6 mesi. Per esempio, cosa pensi che ti domanderò e cosa pensi che risponderai? Un po' marzulliana questa domanda. No, non lo so, pensiamo a questa, poi se sono 6 mesi, fra 6 mesi speriamo di avere un sorriso bello ampio. Ecco, come questo tuo, grazie. Grazie. Ciao. Il sorriso di Lunetta per chiudere l'intervista perché ci stava, ricordiamo che parliamo sempre di calcio, per cui alla fine dei conti il sorriso è la cosa più importante di tutti perché parliamo di un gioco e perché c'è la volontà, perché si è parlato dei giocatori che possono rientrare, che stanno rientrando, si è parlato di un Catania che vuole a tutti i costi rimanere lì e soprattutto sferrare il proprio attacco per tentare di ritornare in corsa per il primo posto. Intanto i calciatori e Lunetta nell'esempio fanno il lavoro più bello del mondo, no? Esatto. Sono strapagati per la loro grande passione che hanno per questo sport, quindi il sorriso di Lunetta secondo me proprio lo testimonia. Si vedeva la sua felicità nel parlare di calcio e si augurava che tra qualche mese questo sorriso fosse ancora più ampio. Sì. Poi quando gli hai fatto la domanda un po' da Marzullo, un po' da Marzullo. Quando gli hai fatto la domanda se sarebbe stato contento di lasciare il posto a Caturano. Non mi è sembrato molto diciamo felice, che... però a denti stretti ti ha detto per la vittoria. Ci crediamo, ci vogliamo credere. Ci crediamo, chissà se ci crede il Siracusa. Io torno da Marco Petrolito, così poi lo lasciamo perché ho visto che è andato a dare uno sguardo più da vicino. No, sto scherzando Marco, non ti voglio mettere in difficoltà. Vorrei capire, vediamo se riusciamo a sistemare il collegamento, forse no. Allora io faccio così, vado di nuovo da Anna per altri messaggi e poi torno da Marco. Enzo D'Apriolo Gargallo riprende delle parole di Ermanno durante l'analisi e scrive: oltre alla postura sbagliata si evidenzia la paura dell'avversario in tutti i ruoli. Invece Antonello il Mitico, buon pomeriggio, bisogna intervenire quando sarà possibile attraverso il mercato per rinnovare il reparto difesa, vero problema di questo Catania. Buon pomeriggio alla redazione, non appena rientreranno gli infortunati il Catania riprenderà ad essere quello iniziale, forza ragazzi, forza Catania. Troppa Serie C, ora cerchiamo di ingranare per risalire in vetta, forza Catania, curva sud, Carlo e Diego. Chiudo con una domanda, buongiorno, chiedo a Carlo Breve, Toscano non può cambiare modulo? Questa è una domanda, penso che tutte le trasmissioni ti arriva questa domanda in un modo o in un altro. È chiaro che se lui lo riterrà necessario il Catania potrebbe giocare anche in altro modo, no? E poi anche soprattutto durante la partita, se ci sono le condizioni deve poter cambiare sistema di gioco e creare delle difficoltà all'avversario, avere un piano B. Tutti gli allenatori ce l'hanno, credo che ce l'abbia pure Toscano, magari in questo momento della stagione poche volte mi pare ha cambiato sistema di gioco, forse mai, anche durante la partita, ma forse l'ha cambiato passando ad un 3-5-2, ma dico lì non cambia molto. Ma l'anno scorso qualche volta ha forzato, ho visto il Catania schierato con un 4-4-2 in determinate situazioni, quando ha affiancato Montalto ad Inglese, sì, è vero. Quindi ha cambiato a volte. Quest'anno penso di essere stato esaustivo su come potrebbe cambiare sistema di gioco.
Marco, torno da te, eccoti là, sempre allo stadio di Siracusa. Allora, dacci un po' di indicazioni invece per quanto riguarda le possibili scelte di Turati. Prima una domanda è arrivata, cambierà sistema di gioco? La riporto a te. Guarda Marco, il sistema di gioco di Turati è quello e resterà tale probabilmente per tutta la stagione, al di là dei risultati, perché comunque Turati crede in questo Siracusa, crede nei suoi giocatori, lo ha dimostrato con le parole e con i fatti, quindi parlavate di chiavi di lettura, di schieramenti, ecco, una potrebbe essere rappresentata dagli esterni. Se andiamo a analizzare, ecco, la disposizione tattica del Siracusa possiamo comprendere bene come da un lato abbiamo Valente che agisce prevalentemente su tutta la fascia sinistra con Iob che è molto poco impegnato in fase offensiva, dall'altro invece sulla destra abbiamo visto un Puzzone che è il terzino destro quasi sempre alto ad attaccare, tra l'altro sono molte le proiezioni offensive che l'hanno visto protagonista, lo stesso difensore è stato autore del gol che ha consentito al Siracusa di battere il Potenza e che ha portato gli unici 3 punti che finora il Siracusa in classifica. Dunque possiamo dire che se non negli uomini per quanto riguarda il sistema di gioco e lo schieramento non ci saranno da attendersi delle modifiche nella squadra azzurra. Per quanto invece riguarda gli uomini, entrando nello specifico, abbiamo le ultime notizie che filtrano un Frisenna completamente recuperato e che dunque è a disposizione, Guadagni che invece si allena a parte, che molto verosimilmente verrà sostituito da Di Paolo, qualche chance nel ruolo del terzo di destra offensivo anche per Parigini, ma la novità, come ti anticipavo qualche istante fa, è quella di Juan Ignacio Molina che si allena qualche giorno con il gruppo e che va verso la sua prima convocazione in azzurro, quindi potrebbe essere anche questa l'alternativa in attacco per il Siracusa, che abbiamo visto appunto un attacco molto abulico con Contini e Capanni che non sono riusciti quasi mai ad inquadrare la porta nelle ultime uscite, quindi rimane qualche dubbio di formazione anche nella coppia centrale, riguarda soprattutto il secondo da affiancare a Pacciardi che potrebbe essere Sciapola o Bonacchi. Ricordiamo statisticamente che il Siracusa giocherà con lo stesso atteggiamento, quindi quello, come diceva mister Calobreve, offensivo, dettato a fare gioco, a fare calcio e a vincere. Ma il Siracusa non vince al Massimino da tantissimo tempo, l'ultima vittoria è datata 1991, un 4-1 esterno quando il tecnico era Cadregari, e dunque ecco un campo ostico per il Siracusa che sicuramente proverà a sovvertire ogni pronostico, anche se comunque rimane, e questo è nella consapevolezza di tutti, tifosi, squadra e ambiente, una partita molto difficile e sicuramente sentita che il Siracusa affronterà nel migliore dei modi, ecco. Grazie Marco, alla prossima allora, al prossimo venerdì, grazie ancora, ciao Marco Petrolito. Buon pomeriggio. Ricordiamo che non ci saranno i tifosi del Siracusa al Massimino e anche in questo caso le limitazioni non sono una novità per quanto riguarda, ci siamo stupiti l'altro giorno facendo la telecronaca di vedere i tifosi del Catania nella partita di Cerignola e questa è la particolarità anche di questo campionato. Allora torno da Ermanno perché Siracusa, ne abbiamo parlato con Marco adesso, diamo 2 indicazioni, la linea difensiva e i piazzati, come può subire? Andiamo nella fase di non possesso del Siracusa. Sì, iniziamo a conoscere un pochettino l'avversario, l'abbiamo visto, diciamo, il nostro collega ce ne ha in qualche modo spiegato in linee generali quelli che sono gli aspetti di questo Siracusa. Adesso andiamo a vedere più nello specifico come si comporta il Siracusa e soprattutto in questo caso su cosa può soffrire. Qua vediamo l'atteggiamento proprio del Siracusa è quello di andare a aggredire in avanti, quindi il suo modo di difendere non è difendere andando all'indietro ma difendendo andando in avanti, che è un principio che porta avanti Turati già dallo scorso anno e che è un principio che si porta da presso dalla scuola di mister Vincenzo Italiano. Qui vediamo questa idea, no, di attuare quella che è la trappola del fuorigioco, comunque di tenere la linea molto alta, alle volte non viene condivisa totalmente dai suoi giocatori. Qua aveva parlato di Sciapola, che è il difensore centrale classe 2006 lituano, che in questo caso si dimentica di accorciare e di salire insieme a tutta la linea, in questo caso poi si creano grossi spazi ed è difficile per il difensore del Siracusa limitare e coprire quegli spazi. Qua vedi qui l'atteggiamento del Siracusa, essere tanto densi in zona palla, salire sempre in pressione
riaggredire alti, la linea si alza, però alle volte si alza, te l'ho detto, con delle tempistiche non proprio perfette e quadrate, e qui vediamo il gol di Cuppone che avevamo visto pure la scorsa settimana. Qui vedi però già dalla partita col Cerignola rispetto alla partita ultima col Cosenza mi è venuto un pochettino più complesso farvi vedere queste cose qui, perché è vero che Turati non è un allenatore che cambia o che comunque vuole cambiare identità, perché ha un ego secondo me molto forte e vuole che la sua squadra abbia un po' quell'imprinting dell'allenatore, però ti faccio vedere come il Siracusa sia cambiato, perché ha capito che effettivamente i 13 gol subiti erano troppi e li aveva subiti, come ha detto il mister poc'anzi, come in fotocopia, e quindi in qualche modo secondo me sono proprio i singoli, uno su tutti Pacciardi, sì, comunque è il leader della difesa, il trentenne, che ha deciso in qualche modo, in maniera spontanea, di avere non un atteggiamento più sprontato in avanti, ma in qualche modo salvaguardarsi, e quindi ha fatto, sia lui che la linea difensiva, qualche passo indietro rispetto alla partita per esempio con la Salernitana, o col Cerignola che abbiamo visto col Cerignola. Restano però Ermanno, e li vediamo nel taglio successivo, i problemi legati anche ai calci piazzati? Sì, diciamo che un pochettino soffrono non tanto di malposizionamento o dei principi, questa è la grafica precedente, la clip è quella successiva sui piazzati, vedremo, esatto questa qui, vediamo che non mancano la concentrazione, perché sono, vedi, marcatura uomo, ognuno sul riferimento, quindi marcano bene, le coppie sono strette, non ci sono giocatori liberi in questa situazione, però vedi un pizzico di inesperienza, un pizzico di anche malizia, cattiveria in più in mezzo all'area, che in qualche modo, soprattutto in queste categorie, ti permette di non subire gol. Qui vediamo invece un'amnesia completa del Siracusa Cerignola. Qui è Job che perde completamente la marcatura di Emmausso, e il Cerignola fa il 2-1. Qui invece contro il Crotone la marcatura è a uomo, la marcatura è stretta, però soffrono un pochettino secondo me le palle aeree, perché non hanno dei giocatori fortemente strutturati in fase difensiva che vanno a colpire di testa, e qui è falla il siracusano in classe 2002 che perde un pochettino la marcatura e permette l'1-0 del Crotone. Da quello che emerge, Carlo, una squadra che appunto, come diceva Ermanno, trova poi nei singoli una chiave di lettura diversa, ma l'atteggiamento è quella di una squadra non che lotta per salvarsi, si può dire così. Turati ha una filosofia di calcio propositivo e dominante, quindi ritengo che un allenatore che ha perso 5 partite magari poteva ovviare ad altre soluzioni, invece lui in maniera testarda, perché ci crede, vuole quel tipo di calcio a costo anche di morire, di perdere tante partite, così come è stato. Però vedere tanti gol subiti in fotocopia, nello stesso modo, soprattutto all'inizio, faceva sottolineare Ermanno. Io dico da tecnico che nel calcio ci sono 2 fasi, certo. C'è una fase offensiva e una fase difensiva che vanno curate allo stesso modo, e quindi così come Italiano ha cambiato un attimino il suo modo di intendere il calcio in fase difensiva, non è più scriteriato come ai tempi dello Spezia all'inizio. Magari Turati, essendo un tecnico giovane, in questo momento ha idee così integraliste, magari col tempo diventeranno diverse le idee. Invece permettimi di ricordare Cadregari, Marco. Sì, è vero. Che ha nominato Marco. Nell'ultima vittoria del Siracusa. Cadregari è stato un tecnico che ha fatto scuola anche a Coverciano, mi ha fatto una lezione a Coverciano sui tempi di gioco veramente interessantissima, ed è stato un tecnico che ha portato delle innovazioni qui in Sicilia. Le nostre grafiche, partendo dalle statistiche a confronto, andiamo velocissimi perché in mezz'ora abbiamo tantissima cosa, tantissima carne al fuoco ancora, per cui statistiche a confronto prima, e poi vi ripresentiamo nuovamente l'allenatore del Siracusa, sempre attraverso le nostre grafiche, e il giocatore più rappresentativo. Vediamo se riusciamo con le statistiche. Eccole qua. Vabbè, la posizione la sappiamo bene, la differenza di
valore di mercato anche, 7,39 contro 3,88, e poi l'obiettivo stagionale che è diametralmente opposto, come dice la classifica attuale, promozione per il Catania, salvezza, i punti in classifica 12,3 e i gol fatti, Ermanno, questo è il dato, no? Le differenze già diciamo, generali ci hai fatte vedere tu, il dato che risulta Esatto. più diciamo, lampante Arrivavo proprio lì. è il fatto dei gol fatti e subiti, c'è una differenza abissale, vedi il Siracusa ha fatto solamente 4 gol, di cui 3 segnati e un'autorete, i gol subiti invece sono 13, sono tanti, e lì mi collego diciamo, alla domanda del telespettatore prima che parlava del discorso della difesa, difesa da cambiare in qualche modo. Non lo so, la mia idea invece è differente, perché secondo me la difesa del Catania è una difesa abbastanza compatta, strutturata, che comunque ormai si conosce e si riconosce quasi a memoria, e quindi secondo me non trovo sul mercato di gennaio imminente di qualche cambiamento. Se non, poi- È vero, avevamo dimenticato questa domanda. Ma poi Marco, su qualche 7 partite il Catania 5 volte non ha subito gol, Esatto. e ne ha subiti 4 solamente a Cosenza in quella partita E uno a Trapani. e uno a Trapani, quindi Sì, se su quindi- 5 partite la difesa non prende gol, insomma. No, c'è Poi forse ci possono altro essere da cambiare. delle prestazioni negative, così come Sicuramente. sono state a Cosenza, così come sono state a Cerignola, dove è esploso Dini, ha fatto una grande partita a Dini. Può capitare che Pieraccini come a Cerignola non faccia una partita ottimale, però il Pieraccini visto comunque Nelle altre gare. contro il Monopoli, Cerignola contro sicuramente il inguardabile, Trapani, nelle altre ti partite fa vedere positivo. la differenza, no? Ma capita, sono giocatori comunque di Serie C, di terza serie, e sono giocatori che hanno degli up and down comunque abbastanza rilevanti. L'anno scorso è successo lo stesso per Di Esatto. Gennaro o per Gherardi, che abbiamo un pochettino criticato, l'abbiamo fatto svegliare poi attraverso le nostre È critiche diventato tattiche. uno dei migliori Ed è diventato uno dei migliori. in questo momento. Turati, ne abbiamo parlato già tanto, vediamo la scheda legata all'allenatore, un filo doppio abbiamo detto con Siracusa, perché proprio lì e proprio a Siracusa aveva concluso la sua carriera da giocatore, poi ha cominciato l'avventura in panchina allo Spezia, alla Fiorentina, l'anno scorso con gli Aretusei nel vittorioso campionato di Serie D, guadagnandosi la conferma con un contratto fino al 2027. Invece il giocatore più rappresentativo abbiamo scelto Valente, anche in questo caso il ritorno in azzurro dopo 10 anni, pensate, dopo una carriera, compirà gli anni proprio il giorno dopo il derby, a Palermo per 4 anni, nel 2016-2017 ha giocato nel Siracusa con queste che sono state le sue esperienze siciliane. Chiuderei questa seconda parte di preview con il sorriso di Anna e gli altri messaggi. Io ho parecchi messaggi, Marco, ma partirei da questi due che mi sembrano molto strutturati, diciamo così. Buon pomeriggio, quello che noto in questa squadra è poca convinzione e idee di gioco, paure e sempre i soliti schemi con passaggi orizzontali. Ritengo che oltre alla mancanza di una punta vera, manca un regista vero che faccia pure da trascinatore. La difesa noto che spesso è insicura. Altro messaggio, buon pomeriggio, secondo me, mi auguro di sbagliarmi, ma il Catania non è una squadra che possa ambire al primo posto. Manca l'anima della squadra, un centrocampista che guida la squadra e che detta i tempi di gioco. I centrocampisti che ha il Catania sono tutti di rottura. Serve anche un altro difensore forte ed esperto. Cosa ne pensa Carlo Breve? Allora Carlo, manca un regista? Senza Loi sicuramente gli altri hanno caratteristiche di incontristi, sono d'accordo col nostro amico da casa, e quindi il Catania fa fatica a costruire perché manca un giocatore con queste caratteristiche, che si prende in mano il gioco della squadra e sappia palleggiare meglio. Aloi è un giocatore indiscutibilmente Di queste caratteristiche. di queste caratteristiche e statura, quindi la sua assenza si sente parecchio. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, terza parte, ancora qualche zona legata all'angolo tattico con il nostro Ermanno, e poi andremo anche ad occuparci del Trapani, di pallavolo, di calcio a 5, fra poco con preview. Di nuovo in studio, terza parte della nostra preview. Torno da Ermanno perché erano rimasti dalla seconda parte due caratteristiche sia del Catania che dal Siracusa per quanto riguarda l'angolo tattico. Il Catania pericolosi sui cross, perché il Catania nella partita di Cerignola
qualcosa creato lì, soprattutto in quel quarto d'ora di cui parlava Sì, Carlo prima. in quel quarto d'ora nell'ingresso di Cicerelli è cambiato un pochettino l'aspetto del Catania, soprattutto dal punto di vista anche della sprontatezza. Alcuni telespettatori ci hanno detto proprio questa cosa qui, che è la differenza che vedono in Lunetta, hanno quella voglia di cambiare le partite. Poi vediamo proprio Cicerelli che mette un bel, non proprio un bel cross, però un cross per l'area di rigore per il quarto posto, e qui vediamo invece poi i successivi movimenti di Lunetta e Corbari ad attaccare l'area. Poi Casasola lo mette forse con un tempo di ritardo, però è bravo Lunetta qui a porsi davanti al difensore. È difficile di fare gol perché non vedi la porta, però il Catania comunque si stava rendendo pericoloso, ancora più pericoloso è in questa giocata. Bravo Jimenez a lavorare in smarcamento tra le linee alle spalle della pressione, e qui molto bravo sia Corbari che Lunetta ad attaccare lo spazio, soprattutto l'area di rigore. Poi secondo me erano falli un po' entrambi. Sì. Però la cosa che mi risulta positiva e che ho voluto sottolineare è la visione di Corbari, perché Corbari è vero che è un giocatore che fa anche molto il ruolo di incontrista, ma è un giocatore che secondo me più che l'incontrista fa l'incursore, ovvero quello che gli piace invadere, gli piace attaccare l'aria, e mi sono segnato che comunque è un giocatore che negli ultimi anni a Chiavari, quindi con la Virtus Entella, ha fatto nello scorso anno addirittura 5 gol e 2 anni fa ha fatto 7 gol, quindi è un giocatore che gli piace in qualche modo. Ha parlato con noi anche dopo Trapani, spiegando che lui nasce da mezzala in un centrocampo a 3, chiaramente sta provando anche a dare il suo contributo in un centrocampo a 2 come quello del Catania. Sì, infatti forse diciamo quando si parla di cambio di sistema, Corbari sarebbe quello che se si dovesse giocare con un centrocampo a 3 sarebbe quello che secondo me ne avvantaggerebbe l'incursore vero durante lo sviluppo della manovra. A proposito di Siracusa, anche qui abbiamo messo insieme queste due caratteristiche delle due squadre, perché anche loro sono una squadra che si fa vedere per quanto riguarda i cross e soprattutto l'inserimento degli uomini dentro l'area. Sì, loro fanno questa manovra che passa sempre spesso dai centrocampisti centrali e sviluppano molto nella catena. Qui vediamo Pusone che è il terzino destro di classe 2006 Scuola Napoli, che si inserisce insieme a Guadagni e che conquistano quello spazio di campo. Si crea un 2 contro 1 in fascia. Pusone che la gioca su Guadagni, che la porta sul suo piede forte, e questa è la giocata che fanno spesso e che vedremo, ovvero Guadagni che cerca Valente o Valente che cerca Guadagni, quindi l'inserimento sul secondo palo che ha creato diversa pericolosità. Qui vediamo altra situazione dove c'è Valente, quindi situazione opposta, dal lato opposto, che cerca l'1 contro 1, ci ha detto prima anche il telespettatore, loro cercano molto questa soluzione, rientra sul suo piede forte e cercano l'esterno opposto, il tre quarti opposto, ovvero Guadagni, vedi si cercano tanto i due, e poi vediamo un'altra situazione dove è invece se non sbaglio sì, esatto, Valente, perché nella catena di sinistra ricevere palle a cercare l'1 contro 1, Job che è il terzino di sinistra che gli va sopra, il cross sempre su quella zona del secondo palo, e qui è molto bravo Pusone a entrare dentro l'area. Marco, ti faccio due considerazioni al volo, vedi la presenza costante dei due terzini, sia Job che Pusone, questo ti fa capire che loro, come ha detto sempre il mister, spingono, sono offensivi già dall'aspetto difensivo ma soprattutto dall'aspetto offensivo, entrambi terzini molto giovani, ma soprattutto questa ricerca di far giocare gli esterni a piede opposto. Perché? Perché gli piace a Turati l'1 contro 1 in fascia, il rientrare, il calciare in porto, rientrare e cercare l'imbucata. Quindi è una squadra che attacca con tanti uomini, che ha grande intensità di gioco e soprattutto ha una grande gamba. Secondo me metterà in difficoltà il Catania dal punto di vista più che tecnico-tattico, dal punto di vista proprio atletico. Fisico. Sì, hanno una tenuta, anche vista l'età di alcuni, ho detto qualcuno, no, Pusone, ho detto Sapola, o anche Gudelevicius nel 2005, però hanno una gamba importante, hanno un ritmo differente, secondo me anche un po' più elevato rispetto a quello del Catania. Il problema sarà quando ci sarà una transizione del Catania. Ecco, l'abbiamo visto tanto nelle prime partite del Siracusa. Lì diventerà un problema per il Siracusa, perché nelle transizioni soffrono maledettamente e quindi il Catania deve andare a sfruttare le transizioni positive con tanti uomini, perché si apriranno delle praterie. Esatto, mister, andando avanti con i due terzini, portando avanti Gudelevicius che è l'altro centrocampista centrale, rimane principalmente i due difensori e forse un play davanti a loro, quindi un 3 contro 2 a 70 metri di campo, che per gente come Lunetta, per gente come Stoppo Cicerelli dovrebbe essere, il pane quotidiano. Voglio andare da Franco Camarasana. Ciao Franco, buon pomeriggio. Ciao Marco, buon pomeriggio. Allora, dicevamo Franco di una squadra, anche il Trapani, che ha un po' sofferto nell'ultima partita di campionato in casa del
del Benevento. Che cosa ci aspettiamo di diverso nella prossima partita, Franco? Sicuramente ci si aspetta un segnale importante dopo, oltre che sul risultato, sulla prestazione, perché il risultato si voleva stare 2-0 a favore del Benevento, ma soprattutto il Trapani è stato protagonista di una pessima prestazione sul piano del gioco. Affronta domenica alle 14:30 il Giuliano, squadra che viene da una serie non proprio positiva, ha perso contro il Cosenza in malo modo, ultima partita, in precedenza sconfitta anche con la Salernitana. Evidentemente Simona, il cambio di allenatore avvenuto dopo appena 2 giornate, non ha portato poi ai risultati sperati. Questa è la prima di 4 partite importanti e di campionato che Trapani giocherà ad ottobre. Importante, ripeto, se davvero vuole risollevarsi e guadagnare posizione di classifica. Oltre a queste 4 partite, tra l'altro a fine mese dovrà affrontare anche il torneo fuori casa per l'Italia. Per quanto riguarda la partita con Giuliano, sicuramente assenti 2 giocatori importanti in difesa come Nicoli e Giron, anche stavolta Aronica, che fra l'altro non sarà in panchina perché il giudice sportivo gli ha scritto una giornata di squalifica. Ripeto, per questa partita dovrebbero essere recuperati Negro, Vasquez, Salines e Pierrello, che non sono in ottime condizioni, però dovrebbero essere a disposizione del tecnico, che dovrebbe tornare al 3-4-2-1. Allora, vediamo se riusciamo a vedere anche la formazione, la probabile formazione, così Franco ce la puoi anche dire. Eccola qua, con Galeotti tra i pari, poi Salines, Negro, Stramaccioni e Pierrello di 3 di difesa. Poi a centrocampo dovrebbe tornare il solito quartetto con Tirwan, Celeghin, Di Noi e Benedetti, e poi a supporto di Gradolfo in avanti, Canotto oppure Ciuferri assieme a Piscinale. Questa dovrebbe essere per fabbricare la formazione che dovrebbe affrontare il Giuliano. Arbiterà Erminio Cerbasi di Arezzo, la prima volta che arbitra il Trapani in Serie C. Grazie Franco, buon pomeriggio. Ciao, grazie sempre. Salutiamo il nostro Franco Cammarasana e allora io torno dal nostro Ermanno, perché torniamo al Siracusa e facciamo vedere anche il gioco loro dei 3/4, perché ci sono 3 giocatori lì, abbiamo parlato di Valente in maniera abbastanza diffusa, però riescono a imbastire delle buone trame e poi magari anche a portare a qualche inserimento. Sì, giocano molto, ti ho anticipato prima sul discorso delle catene laterali, e questo lo fanno molto bene con degli inserimenti, dei movimenti studiati, lavorati durante la settimana per portare dentro più giocatori possibili. Vediamo già qui da questi tagli video, vediamo questa soluzione a 3 giocatori, questo triangolo a 3 giocatori con Guadagni che poi porta con un bel colpo di testa a premiare l'inserimento di Pusone, che è al primo anno tra i professionisti, ma che sta dimostrando di essere un giocatore che può starci benissimo. E qui vediamo invece nella catena opposta Valente, Limonelli e Gudelevicius che chiudono una triangolazione interessante. Limonelli qui vede e capisce che non può giocargliela di prima nello spazio e quindi ricerca un terzo uomo, ed è Gudelevicius con un appoggio splendido di prima a mandare in porta il compagno. Vediamo questa ricerca comunque costante e anche qualitativamente ottima dei riferimenti in catena, che porta dentro o l'esterno alto o l'esterno basso. Però volevo fare i complimenti in qualche modo a questi giocatori del Siracusa, questi giocatori giovani quali Pusone, Gudelevicius, ma anche Limonelli, che è catanese di origine, che stanno dimostrando al loro primo anno dei professionisti, e non solo, anche Sapola al primo anno di professionisti e altri, di non essere da meno quella che è la categoria. Certo, per adesso gli è mancato sicuramente quello che è l'aspetto del risultato, però dal punto di vista prestativo e dal punto di vista della personalità del gioco non sono stati da meno. Limonelli, tra l'altro, l'avevo segnalato alle nazionali dilettanti 6 anni fa, lui era alla Catane Soccer, 2003 è stato nel giro della rappresentativa regionale, quindi un giocatore che conosco abbastanza bene, fatto a Cireale, tanta Serie D.
giocatore di qualità, se migliora dal punto di vista strutturale, fisico, può avere anche delle prospettive interessanti. Lui e Candiano diciamo che si assomigliano, perché Sì. Candiano pure è cominciato come trequartista. Sono 2 trequarti, tutte e 2. Però anche lui ha fatto una 2 bellissima serie di centrocampisti di Marsala, qualità. Gragas, Licata, quindi sicuramente si sono formati in quello che è il nostro territorio. Andiamo a vedere velocemente quelle che sono le ultime partite giocate dal Siracusa con i risultati. L'unica vittoria, quella con il Potenza, 2-1, e poi in questo doppio impegno ravvicinato in casa con Cosenza e Potenza, una sconfitta e una vittoria, e poi tutte sconfitte per gli azzurri. Io invece, lasciando questo di cui abbiamo anche già in parte parlato durante la trasmissione, voglio andare da Anna per l'intelligenza artificiale e i pronostici, perché siamo curiosi di sapere. L'intelligenza artificiale suggerisce come risultato 3-0, con gol di Caturano, Lunetta e Ierardi. I precedenti al Massimino sono nel 2018 2-1, 1-0 e nel 2017 3-1. Questi sono i precedenti ovviamente più vicini a noi nel tempo. Ne parlava di un precedente Marco Petrolito proprio invece dell'inizio degli anni 90. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con le probabili formazioni del Massimino. Fra poco. Ancora una decina di minuti di trasmissione, fra poco le probabili formazioni del Massimino con la probabile del Catania e del Siracusa, ma prima voglio andare subito da Anna perché ci sono ancora dei messaggi da parte dei nostri telespettatori. Anna. Ultimi messaggi per la puntata di oggi. Buon pomeriggio a tutti voi studio. Domenica speriamo di tornare alla vittoria, specialmente nel derby, ma sono ottimista, bravissimi tutti. Di nuovo buon pomeriggio, penso che il cambio di gioco non si improvvisa ma si deve provare e riprovare in allenamento. Questo Toscano lo fa Antonello il Mitico, che già ci aveva scritto prima. E poi chiudo con questa domanda. Ci chiedono, chiedo a Carli e Carlo, può essere allungata la trasmissione di un'oretta e mezzo? No. Così, cosa vuoi che sia? La risposta è assolutamente no, anche perché dalla regia ci picchiano subito, entrano, picchiano me magari, non Carlo, ma a me di sicuro no, non possiamo ovviamente per limiti tassativi. So che volete vedere Anna, certo non me Esatto. Carlo, ma sicuramente Esatto. la prossima settimana, ma anche fra poco perché ci saluteremo con Anna. Invece io vi voglio parlare adesso della Meta Catania, perché oggi c'è un appuntamento importante, perché alle 20:30 torna a giocare la squadra campione d'Italia a Catania contro un avversario non da poco, vale a dire Genzano. Ricordiamo che tornano a disposizione Boccao e Turmena, e ancora assenti invece Carmelo Musumeci e Tim, che dovranno scontare un altro turno di squalifica. Sentiamo l'allenatore Juanra. Arrivavamo a quella partita con tanti giocatori che non potevano fare parte di questo, e anche per il fatto della nazionale che tanti sono rientrati 2 giorni di prima della partita, quindi credo che dobbiamo fare un grandissimo complimento alla squadra, a quelli che sono stati là, perché hanno vinto in un campo difficile, e credo che quasi senza avere fatto allenamento insieme siamo riusciti a dominare la partita. Con dire che giochiamo contro Genzano stiamo dicendo tante cose, no? Pochi mesi fa eravamo in una gara 3 in un supplementario per entrare a una finale, quindi credo che la difficoltà sarà massima, che abbiamo un impegno in una sfida grandissima questo venerdì, e spero che ora che siamo questa settimana che possiamo lavorare insieme, già ancora possiamo dare una grandissima prestazione venerdì. Futsal di grande livello, come sempre a Catania, al Palacatania, dunque con l'appuntamento alle 20:30. A breve al Palacatania esordirà anche la Sviluppo Sud, squadra di pallavolo, che andrà a giocare domani invece a Palmi, una nuova amichevole contro Taranto, una marcia di avvicinamento che prosegue rispetto all'appuntamento con il campionato del 20 di ottobre al Palacatania, con la sfida contro Macerata alle 20:30. Vi faccio sentire le parole del centrale invece della squadra, Balestra. Non è stato facile stare fuori la prima, no, ma massima fiducia nel gruppo, nei compagni. Infatti abbiamo visto una grande vittoria fuori casa, e
e sono contento di poter tornare a campo, poter aiutare i miei compagni e principalmente giocare insieme al nostro pubblico, che credo che questa è la cosa che ci mancava a tutti quanti. È molto importante i nostri tifosi, noi abbiamo già visto negli ultimi anni quanto sono importanti, come nelle partite di difficoltà a casa loro ti danno una spinta in più, quindi è molto importante. E poi quanto riguarda la gara, non ho dubbio che sarà una gara molto combattuta, molto equilibrata, perché loro anche hanno una grandissima squadra e quindi conosciamo bene e sappiamo che dobbiamo fare una grande partita per uscire e finire con un risultato positivo, che questo è il nostro grande obiettivo per venerdì. Questo era il laterale della Meta Catania, errore mio che ho saltato una parte della scaletta, per cui questa era Turmena, laterale della squadra rossa-azzurra, che rientra proprio nella partita di oggi. Invece andiamo a sentire proprio il centrale della Sviluppo Sud, Balesta. Sentiamo. Siamo un gruppo molto affiatato sia dentro che fuori dal campo in realtà. E queste 3 amichevoli sono andate secondo me molto bene, sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale. Penso siamo pronti ad affrontare questa stagione al meglio. Mi sto trovando benissimo con tutti i ragazzi, la città è fantastica e penso che arriveremo all'inizio del campionato veramente carichi, perché qui c'è pieno di ragazzi che hanno voglia di far bene. Quindi sì, penso che arriveremo veramente bene. I pronostici no, però nel senso sarà una partita difficile come l'è stata la partita a Taranto, però bello perché la sfrutteremo per consolidare varie dinamiche contro una squadra che farà, io penso, un ottimo campionato, quindi è una fortuna e una bella sfida. E dunque in bocca al lupo alle squadre di Catania che onorano gli altri sport catanesi lottando per traguardi importanti ed ambiziosi. Come importante ed ambizioso è il traguardo del Catania. Andiamo a vedere quella che è la probabile formazione, ovviamente considerando che siamo al venerdì. Vi diciamo quello che è stato provato nella giornata di oggi. Vi abbiamo detto del discorso di Forte con la possibilità di scegliere nella giornata di domani o addirittura nelle ultime ore prima della partita. C'è il ballottaggio fra Quaini e Corbari lì in mezzo al campo, e c'è la possibilità, visto che Caturano potrebbe avere un tempo magari di autonomia, di vederlo dall'inizio con Lunetta spostato sulla tre quarti, oppure come abbiamo segnalato con Lunetta all'inizio lì davanti e con Jimenez nuovamente nel ruolo di trequartista. Andiamo a vedere invece la probabile del Siracusa. Abbiamo sentito anche quello che ci diceva prima Marco Petrolito con Di Paolo, che dovrebbe prendere il posto di Guadagni, che si sta allenando a parte. Davanti il dubbio fra Capanni e Contini, e si va verso la prima convocazione per Molina, con il completo recupero di Frisenna, che però dovrebbe partire dalla panchina. Andiamo a vedere invece la cinquina, ormai la chiamiamo così, arbitrale del Massimino, visto che abbiamo l'arbitro che è Gauzzolino di Torino, e poi i 2 assistenti di Torre Annunziata e Perugia, il quarto ufficiale e poi l'operatore, la persona che vedete vicino all'arbitro quando appunto si tratta di osservare, appunto di far vedere le immagini all'arbitro quando va al video support. Bene, a proposito di support, caro Carlo, mi sa che anche oggi ci vediamo domani, nel senso che ti aspetto per la prossima, no, domani no, dopodomani. Ci vediamo domenica, Marco. Dopodomani, domenica, con la diretta della partita, lo ricordiamo, dalle ore 13:30 con i collegamenti dallo stadio Angelo Massimino, le interviste pregare e poi la telecronaca di Carlo Breve, anzi di Angelo Patanè e di Carlo Breve. Non vedo l'ora. Non vedi l'ora, come al solito. Poi ti aspettiamo, ovviamente, corner. Anteprima corner no? No. Quella sono esentato. Va bene. Grazie Ermanno, noi ci vediamo invece venerdì. Grazie sempre per le tue
lucidissime analisi. Sì, grazie Marco, speriamo questa settimana di prenderci anche col pronostico dell'IEI. Vabbè, ma mica quella mica è colpa tua. Va. Poter vedere più che altro una partita spettacolare, che è quello che si meritano sicuramente tutti i tifosi siciliani, sia di Siracusa che di Catania. Spettacolare di sicuro è la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, noi ci vediamo domenica allo stadio con te e con i tifosi e venerdì prossimo alle 14:30 sempre qui per un'altra puntata. Grazie Anna ancora, io vi ricordo che questa puntata la troverete in streaming sempre sul nostro sito siciliaweb.it, ritroverete sul nostro sito anche l'intervista integrale a Lunetta, l'appuntamento l'abbiamo dato più volte con Diretta Stadio, ci vediamo alle 13:30 domenica, grazie, ciao!